importante dedicato a un artista trevigiano, Nino Springolo, che si pone tra gli tanti appuntamenti che abbiamo pensato come collaterali alla mostra di Arturo Martini e che ha un senso profondo proprio perché è legato a questa mostra. Allora, buonasera a tutti, scusate se non faccio di voce perché ho appena concluso 2 ore e mezzo di visita guidata a Arturo Martini ed è il secondo giorno, ne avrò un'altra domani con gli amici di Musei di Venezia e lo faccio con molto volentieri, con molta soddisfazione. E mi dispiace che non sia presente Elisabetta, che sta attraversando un brutto momento, perché da molto tempo inseguivamo la possibilità di fare la presentazione di questo libro che è uscito l'anno scorso. Siamo grati anche all'editore Canova, Gianni Grani delle Canova Edizioni, perché si sentiva, io almeno personalmente sentivo la necessità di ritornare su Nino Springolo anche alla luce di molti studi che sono stati fatti. Lui scompare nei primi giorni del 1975, no? Quindi sono quasi 50 anni dalla morte. Non è mai stato dimenticato, ma c'era bisogno, secondo me, di entrare in profondità per capire il rapporto che ha Nino Springolo con l'arte del suo tempo. Lui è trevigiano, ma andiamo ben al di là di quella che è una compagnia trevigiana, diciamo, degli artisti. È anche stato l'espositore a Capesa, l'espositore del Biennale di Venezia, ecco, ma volevo proprio verificare, proprio anche alla luce di studi recenti, la posizione di Nino Springolo in rapporto all'arte del suo tempo, all'arte europea, mi permetto di dire. Del resto lui passa per monaco di Baviera da giovane, ma è attentissimo a quello che succede in tutta Europa, in particolare in Francia. E dicevo a Stringa, ma trova qualche bravo allievo che faccia uno studio approfondito, monografico su Nino Springolo. Questo artista che ha attraversato 3/4 del Novecento, perché esordisce giovanissimo, nato nell'86, ricordava Fabrizio Marachin, e quindi attivo già verso la fine del primo decennio del Novecento e attivo fino alla fine, fino agli anni 70. Un'autorità, perché era anche critico d'arte, era un artista che aveva frequentato gli altri artisti, espone per la prima volta a Treviso in quella famosa mostra organizzata da Arturo Martini nel 1915, la guerra già iniziata, con un gruppo selezionato di meno di 40 artisti, tra cui appunto c'è anche per la prima volta a Treviso Nino Springolo. E da allora appunto è sempre stato legato alla città e legato agli artisti. Sono questi incontri che fa per le colline trevigiane con Gino Rossi, questi dialoghi raccontati proprio dall'artista con Gino Rossi, così in cui cercano di capire che cos'è il cubismo, cos'è la rappresentazione delle facce, anche di quello che non si vede, no? Dell'oggetto, della parte che non si vede, dell'oggetto da rappresentare. Elisabetta ha fatto uno splendido lavoro, proprio anche aggiornando quella che è la bibliografia con così una parte finale, diciamo, degli apparati veramente di grande validità. E è un peccato che non sia qui ad illustrare adesso la figura di Springolo, ma il suo maestro ecco, lo farà
lo farà egregiamente al posto suo, perché anche Nico Stringa ha detto qualcosa di fondamentale che non anticipo in una presentazione che fa a questo volume, no, e che adesso appunto sentiremo. Grazie. Buonasera, grazie. Sì, è una serata di festa, però con questa amarezza un po' che abbiamo tutti, perché questa bravissima studiosa ha un problema in famiglia che speriamo tutti, sono disposto anche a pregare che si risolva bene. Elisa Prete, adesso posso tessere i suoi elogi, visto che non c'è, anzi decantarli, per usare un aggettivo, è un participio passato che lei ha usato per il titolo di questo libro, perché è stata la mia più brava allieva, diciamo, quindi non è che era già brava, cioè questi qua bravi, no, ce n'è anche presenti qualcuno qua, che magari non tutti conoscono, si vede subito quando non si fanno dire due volte la stessa cosa, di approfondire quell'aspetto, oppure lo approfondiscono prima che tu glielo dica, e poi quando il lavoro di tesi, poi il lavoro di dottorato, no, lei ha fatto, lei è una specialista degli anni 60, italiani e francesi, quindi il suo libro più importante è sui rapporti tra i galleristi di neoavanguardia in Italia e Francia negli anni 60. Lì ha fatto una tesi di dottorato europeo senza borsa, no, perché una delle cose che mi ha fatto veramente infuriare all'università era che ad alcuni dottorandi si dà la borsa e altri no. E perché? Cioè, ma stiamo scherzando? Ci sono solo 6 posti di dottorato, bene, a tutti la borsa, se no si fanno 3 posti a tutte le. Lei ha fatto il dottorato di 3 anni senza borsa, vuol dire senza nessun finanziamento dell'Università di Ca' Foscari, che non merita neanche che quel libro là meraviglioso che ha fatto, Incontenibili, si intitola, no? Risulti anche prodotto per merito di Ca' Foscari. No, per merito di Ca' Foscari non bel niente, perché lei è andata in Francia a spese sue, va bene, e ha scritto metà tesi in francese, d'accordo? Una lingua che non sa più nessuno. No, lei sa anche l'inglese, eccetera, è andata negli Stati Uniti, tutto quello che le è servito. Ma comunque non importa, e siccome io non ero all'università uno di potere, non sono riuscita a farla entrare all'università, che è quella che meritava per primo, perché è brava sia nell'elaborazione sia nella didattica. Perché io un giorno, insomma un periodo che ho avuto anch'io dei problemi familiari, mi ha sostituito in 30 ore di lezione. E però la prima ora sono andato a sentirla e anche qualche altra se potevo, e va benissimo, proprio. Quindi, non so, adesso io, siccome sembra ancora una ragazza, no? Invece ormai è una signora, difatti un giorno gli ho detto, guarda che da domani io ti do di lei, perché cosa vuoi? Arrivano questi ragazzi a 19 anni, no, ma non vogliono questi miei allievi che io torni e poi non sarei neanche capace di dire la verità. Provate voi a tornare a dare di lei a una persona a cui davate del tu, è impossibile, no? Va bene, comunque insomma per dire che anche in questo settore, diciamo, che non è il suo, va bene, ha dato prova di cosa è uno studioso vero, cioè che approfondisce bene, come se fosse stato Lucio Fontana o Arturo Martini. Lei ha dato la stessa importanza a Nino Springolo, perché è così che bisogna fare, cioè tutti gli artisti di cui ci occupiamo noi devono avere la stessa validità dal punto di vista storico-artistico. Noi non facciamo la serie A, la serie B, ma non esiste. Per quello di fatti lei ha accettato anche molto volentieri di fare questo libro e ha lavorato un anno, no? E quindi vi dico questo perché appunto è una studiosa bravissima che, non so, bisognerà cercare di aiutare appunto anche nel prossimo periodo, sperando invece che le cose vadano al meglio. E allora adesso però, voi capite, intanto lei non c'è, secondo, anche mi agito un po',
devo parlarvi io di Nino Springolo, mentre era lei che doveva parlare, è lei la specialista adesso, anche se, dire la verità, e lei stessa lo ha ammesso, attenzione, perché i libri i saggi, soprattutto certi che Luigina Rossi Bottolato ha dedicato a Nino Springolo, sono di alta qualità, Sì. Sì, e peccato che non si trovino più, che siano introvabili, no. Quindi non è partita da zero, è partita anche lei da un'altra studiosa brava di cui adesso magari non parla più nessuno, ma che comunque è stata anche detestata, chissà per motivi politici, non lo so, ma per esempio ha messo in piedi, no, con un titolo strano che è un peccato, la realtà dell'immaginario, no, uno dice ma cosa si è messa a fare racconti di fantascienza la Rossi Bottolato? No, è il repertorio di tutti i musei del Veneto con l'elenco delle opere che sono conservate in tutti i musei a quella data là. Quindi è una roba così che se ti casca in un piede, no, ti fracella. E è stata bravissima, per esempio, e ha dovuto combattere, la Luigina Rossi Bottolato, con tanti direttori di museo che non volevano fornire gli elenchi delle opere pubbliche che sono nelle nostre istituzioni. Vi dico questo per dire che appunto Elisa Prete è partita da delle buone basi e non diciamo adesso che ha superato no, ha fatto un lavoro capillare e straordinario di schedatura che è come dire, non so, la base di lancio se uno volesse fare il catalogo generale di Nino Springolo. Ecco, adesso qui la traccia c'è, perché Luigina aveva già fatto un elenco dei 600 dipinti, no? Quindi ecco, anche questo ci dice di fronte a che artista ci troviamo, no? Che ha un numero molto elevato di dipinti. Pensate, vabbè che Gino Rossi non bisogna mai parlare di questo livello di cose perché ha fatto 100 dipinti, quindi non è il caso. Però 600 è già un numero, o 700 quello che sarà, 800 è un numero importante anche per il mercato, perché un giorno, mentre stavamo facendo appunto con Elisa Prete il catalogo generale di Giuseppe Santomaso, no? Che è il pittore veneziano che ha fatto, mettiamo, 1500 opere, e allora un gallerista importante mi ha chiesto: ma quante opere ha fatto Santomaso? 1500, poche per il mercato mondiale, poche, vabbè, però capite, Lucio Fontana è stato molto accorto, ha fatto migliaia di opere e c'è un mercato mondiale, non solo per quello, perché ne ha fatte tante, ma però ha dato la possibilità a tantissimi di avere un'opera. E guardate che i collezionisti, tranne me, sono pigri, perché vogliono quello che ha quell'altro, no? Vogliono uno che ha Morandi, e gli viene un amico in casa, no, devo comprarlo anche lui per forza, no? Quindi, per dire, comunque 600, 700, 800, non so quanti sono, i disegni e anche la parte dei suoi scritti dà l'idea di un pittore poderoso che ha fatto un'attività costante, no? E anche questo ha la sua importanza. Ecco, quando qualcuno di voi qua, lei mi ha chiesto di ringraziare tutti coloro che l'hanno aiutata, ma siccome siete qua, no, e là c'è scritto, io non faccio nessun nome, però voi sappiate che è molto grata a tutti voi che l'avete aiutato, perché ha disturbato molte persone, eccetera, si è fatto aiutare e così via. Quindi nessuno escluso, siete ringraziati tutti. E così, quindi ha fatto questo libro come? C'è un'introduzione, c'è un titolo innanzitutto, no, che è interessante. L'impressione decantata. Dunque, va bene, l'impressione, sappiamo che l'impressionismo per quella generazione è una fonte importante e anche un problema, no? Uno che nasce nell'86, quando viene fatta in quell'anno, poi lui lo saprà, l'ultima mostra degli impressionisti del gruppo, no? Pensate un po'. Dunque, intanto gli impressionisti nell'86 sono ancora là, che stanno lavorando per vivere, no? Cominciano ad avere le prime affermazioni, ma sarà soltanto dal mercato americano che verrà una conferma internazionale. Difatti, se voi volete vedere tanti dipinti degli impressionisti, dove andate? A Parigi? No, si va a fare il giro dei musei americani, no? E molti capolavori sono scappati a Parigi perché non volevano neanche accettare la donazione di Caillebotte, figuriamoci, no? Ecco, quindi è una grande fonte per questi artisti che nascono in quella data, però è anche un problema perché l'impressionismo bisogna superarlo, altrimenti non sei un artista. Non perché un artista sia costretto, ma perché gli viene spontaneo.
E questo è il fatto, no? Non è che un artista dice adesso ho visto questi sono impressionisti, adesso io faccio un'altra cosa. No, lo fa in parte anche spontaneamente, cioè maturando una necessità interiore, si potrebbe dire, no? Usando un'espressione di Kandinsky. Va bene, comunque il decantato cosa vuol dire? Decantare ha due significati in italiano. Appunto, mi hanno decantato, io sto decantando le lodi di Elisa Prete, no? E di Nino Springolo ovviamente, no? Però decantare invece vuol dire anche lasciare che qualcosa si depositi, no? Lasciamo che la scoria vada giù, no? Lasciamo che il vino lo mettiamo a scantare, no? Eccetera, e poi prendiamo. Ecco, quindi l'impressione decantata è azzeccatissimo questo titolo, perché l'impressione è importante per Nino Springolo, ma devono fare un lavoro, anche se è un vero artista, per, diciamo, metterlo sottotono e trovare una sua strada per procedere in un'altra direzione. Si può negare completamente l'impressionismo? No, soprattutto perché noi intendiamo impressionismo così, no? In termini generali, è una situazione di molti artisti che sono più o meno accettano la definizione di impressionista, e dopo c'è il post-impressionismo, no? E quindi tutta quella fascia là di artisti che vanno avanti fino a Van Gogh e gli altri e così via, no? È il post-impressionismo generale in Europa, è un mondo enorme. Ecco, dunque, decantato, avete capito quindi il gioco di parole, no? Che vediamo che insomma, almeno anche dal titolo, Elisa Prete ci ha messo in gioco, ci ha messo così la pulce nell'orecchio. Attenzione che qua ho voluto dire due cose contemporaneamente, che per lui l'impressionismo è stato importante, per sempre, come pittore per esempio di paesaggio, no? Come pittore che va continuamente fuori nel paesaggio con il cavalletto e i colori, no? Anche tardi. E quindi quando tutti gli altri artisti di altre generazioni facevano cose completamente diverse, ma lui, la sua impronta, il suo imprinting è quello lì, è un imprinting nonostante, diciamo, no, la permanenza a Monaco, perché guardate che allora c'erano Parigi e Monaco, no? Martini è andato in tutti e due, nel 9, ha passato quasi un anno. Tra l'altro c'era un traffico di italiani tra il 9 e il 10 a Monaco di Baviera, che è incredibile. Intanto era più vicino per i veneti, no? E poi c'era, guardate che Schwabing, no? Il quartiere di Monaco degli artisti era più famoso ancora di Parigi. C'erano, Martini dice, no, scrive questa lettera a Gregori, ma qua io sono disperato, ci sono 100.000 artisti a Monaco di Baviera. Quindi pensava di trovare un artista solo e fare il duello tra lui, tra Martini, l'italiano e il tedesco. No, c'erano lui, Springolo, c'era Bortolo Sacchi, i fratelli De Chirico, ma c'era un gruppo di italiani solo in quegli anni là, tra il 9 e il 10, no. Ed è stato formativo a quell'anno monacense. Beh, per i De Chirico sì, di sicuro, perché De Chirico ha conosciuto, no, l'arte dei pittori simbolisti di quel momento e è diventato il pittore più simbolista in modo nuovo, metafisico, che ci sia stato al mondo. De Chirico da giovane, dopo no, lasciamolo perdere, ma da giovane ha inventato una cosa, la pittura metafisica, no? E prima ancora quei quadri, ecco, per lui, per i fratelli di Chirico che sono a Monaco, custoditi dalla mamma, no? Che li porta a casa la sera, eccetera, e quindi fanno un'esperienza proprio educativa di base, ma senza nessun divertimento, no? È stato molto importante. Però per gli altri artisti, per Springolo, sì, c'è stato qualcosa, senz'altro è stato utile, però non vediamo pochissimo nella sua produzione di questa permanenza all'Accademia di Monaco di Baviera. La stessa cosa per Arturo Martini, no? Viene a casa e fa quella scultura, una maternità mostruosa, che non c'entra niente, neanche con Monaco, no? Ecco allora che è interessante vedere come Springolo, dopo il viaggio a Parigi, assieme anche a Callegari, un altro, no? C'era un gruppo incredibile, da solo deve trovare una strada diversa, perché questa strada di Monaco non porta da nessuna parte, porta una pittura simbolista, anche a volte greve, pesante, no, che non fa parte della sua cultura, assolutamente no. E quindi deve cercare altre ponti. Ci sono stati in quel momento, se voi pensate che nei mesi in cui lui era là, sta esplodendo Kandinsky, no, con il Blaureiter, con il Cavaliere Azzurro, con l'astratismo, è incredibile vedere la differenza, come si divaricano queste strade, no? Ma allora c'erano, come adesso noi
sarebbe come se adesso noi andassimo, non so, a Documento alla Biennale e volessimo capire da giovani, se fossimo giovani, quale sarà la strada che sarà quella del futuro. È impossibile, sono troppi gli artisti, erano già moltissimi allora. Quindi questo viaggio di Monaco sarà stato importante per altri aspetti, ma lo dice lui stesso, no? Fa lui stesso una riserva, cita questa dichiarazione di Springolo, Elisa Prete, dove dice queste cose. Va bene. Quindi la sua attività, adesso vediamo qualche dipinto, questa è un'immagine proprio, aspettate, fondamentale per lui, no? È un pittore che parte col cavalletto e dove va? Beh, va nei posti dove era stato anche Guglielmo Ciardi prima, no? Oppure tanti altri artisti della più giovane generazione, va in laguna, va a prendere spunto da questi luoghi disabitati, no? Che sono quelli, anche il Lido o Malamocco, eccetera, non c'è nessuno, cioè una cosa incredibile, sta cercando dei posti dove non c'è la figura. Non so se avete osservato che quando fa i ritratti o la figura, Nino Springolo non fa il paesaggio, non c'è lo sfondo. Quando c'è paesaggio non ci sono le figure. Lui va ha già capito questa cosa che è importantissima. Il paesaggio deve essere quella la figura, non una figura umana. Cioè è importante saper dipingere anche la figura, sì, senz'altro, il ritratto, senz'altro, altro che. Però la natura morta, benissimo, però devono essere cose distinte e queste magari ne ha discusso anche con Gino Rossi, può darsi, no? Perché altro che l'Accademia di Baviera, la cosa importante per lui è stata conoscere Gino Rossi, no? E avere questa frequentazione. Comunque, vedete, adesso, aspetta che mi tengo l'ora, che non so quanti minuti abbiamo per... Ti tengo. Sì. E quindi è un pittore che capisce l'importanza dell'emblemere, no? Di dipingere all'aria aperta, che se dovessimo tradurla alla lettera sarebbe forse ancora più bello all'aria piena, no? Dipingere nello spazio, guardare la natura nella sua ampiezza, nella sua solitudine. E quindi questa è un'immagine proprio straordinaria di questo artista che lo vediamo appunto. E i primi quadri che fa, questo è un dipinto insomma dell'anno di Monaco di Baviera, è un dipinto che assomiglia un po' a qualche dipinto di Ciardi simile, però ci dà già un'idea, qui c'è anche la barchetta e così via, niente di importante, ma è l'inizio di un giovane che è appena passato i 20 anni, che sta cercando la propria strada, no? E fa anche i primi ritratti, ecco per esempio nei ritratti anche molto originale, perché ha tirato fuori dei ritratti della povera gente, per esempio, che solo Gino Rossi aveva fatto una cosa del genere con quei ritratti mostruosi che aveva fatto a Murano o no, anche deformi che aveva fatto in Francia. E questo è un fatto molto rilevante secondo me, che fa questi ritratti bambini o la ragazza brutta, no, questi poveri anziani o povera gente, e questo lo avvicina alla vita quotidiana. Lui è uno che, certo, è uno dei pochi, però insomma non sono pochi, perché pensavo a volte quanti sono gli artisti che erano benestanti e quanti no. Insomma ce ne sono anche di benestanti, no? Nino Springolo, i fratelli De Chirico, Calegari di Padova sono degli artisti benestanti. Però diciamo, questo non significa niente. L'importante è la sensibilità che c'è in questi artisti, di rivolgersi a cogliere degli elementi della realtà, trasfigurandoli e rendendoli unici. Ecco, questa è una foto interessante perché vedete, sta osservando da anziano un quadro che aveva dipinto o a Monaco o subito dopo quando è tornato. Quindi un ritratto di una modella, no, a seno nudo, che una cosa senz'altro ardita, diciamo, per l'epoca a Venezia o Treviso sicuramente, quindi può essere stato fatto a Monaco, anche perché uno dei suoi maestri, Haberman, aveva fatto, per esempio, esposto alla Biennale proprio nel 9, quindi lui potrebbe averla vista, senz'altro la Biennale l'ha vista prima di partire per Monaco, no? Perché è partito più tardi. E questa è una modella di Haberman, con anche questa seminuda, e quindi diciamo uno dei rari dipinti di Springolo di questo tipo lo sta anche lui osservando, come vedete, come se l'avesse fatto un altro, no? Come se fosse una cosa, e in effetti erano passati anche tanti anni.
Ecco, poi ha un momento Nino Springolo molto interessante, quello attorno al 13, quando fa una pittura di tipo post-impressionista, divisionista anche in parte, ma molto originale, che se ne avesse fatti di più, per esempio di questo tipo, fatti come gli disse Guglielmo Ciardi, pare che gli abbia detto, no? Ma Nino, ma ti sei messo a fare una pittura come le tagliatelle? Peccato, perché Guglielmo Ciardi, che era anziano, ha perso una buona occasione per star zitto, perché se ne avesse fatti una cinquantina di questi, più di uno sarebbe presente in qualche museo italiano e anche straniero. Perché nel 13... Beh, questo è nel nostro museo. Sì, certo. No, ma anche per dire, no, magari in un ambiente più ampio. E questi sono quadri molto interessanti in questo momento, diciamo, d'avanguardia, si potrebbe dire, no? Di Nino Springolo, e ha fatto un gruppo di questi quadri curiosi, interessanti, nuovi, diversi, sia da quelli di Voltolin, sia da quelli di altri artisti della sua epoca. Quindi non c'è paragone, qui è originale. No, ecco perché l'importante a un certo punto, no, è anche di riscontrare il nostro vizio, no, di storici dell'arte, è di cercare di capire se un artista è proprio originale o se ha magari preso spunto da qualcun altro. Questo discorso non va fatto in generale, perché come avrete visto in mostra, no, il Tobiolo Martini, che è un suo veramente capolavoro, no, capolavoro, detto così, ditelo come volete, no, perché il Tobiolo l'ha fatto su sollecitazione del bozzetto di Herta von Wedekind, no, che è esposto là vicino. Quindi là Martini non ha avuto nessun problema, anche perché erano forse i suoi più grandi collezionisti, ma soprattutto anche perché era una scultrice, un artista che glielo chiedeva, di fare una variazione su una fonte, cioè la Herta von Wedekind gli ha dato quel bronzetto qua che è qua in mostra, glielo ha dato, gli ha detto mi può fare per la piscina qualcosa in grande, e lui gliel'ha fatto. Quindi quello, allora bocciamo il Tobiolo perché da questa mostra in poi si sa che Martini lo ha fatto, e no, al contrario, vediamo che Martini è talmente superiore al tema dell'originalità che non ha avuto nessun problema a fare un capolavoro di per sé, partire da una bella idea di un altro artista. Poi nel catalogo ho messo in campo anche un'altra fonte, se lo leggerete, e vedrete che sia magari Herta von Wedekind che Martini si sono ispirati alla stessa fonte antica che hanno visto a Roma durante gli studi delle loro permanenze, va bene, in una collezione pubblica. Quindi abbiamo trovato non solo la fonte per Martini, ma anche la fonte per Herta von Wedekind e forse la fonte per entrambi, va bene? Ecco, quindi, però ecco, l'originalità in questo caso è molto importante, perché questo momento nel 13 in cui anche Martini fa fatica a essere originale, anche Gino Rossi, perché ci sono i futuristi, c'è la voga, diciamo, del cubismo, molti vogliono essere giacobisti o futuristi e così via, e quindi lui invece ha fatto una pittura più tranquilla, secondo il suo carattere, invernale, quindi con questi alberi spogli, e con tratto lungo e grosso, come faceva Van Gogh. Però, come vedete, Van Gogh voleva farlo diventare la fonte di un vortice, no? Di un vortice incredibile. Tutti i suoi quadri più importanti sono quelli di Van Gogh, perché il tratto è anche piegato, no, e messo in comunicazione con altri. Lui invece fa un quadro tranquillo, come sono molti dei suoi dipinti di paesaggio, o se no direi proprio tutti. Adesso non so se Elisa Prete sarebbe d'accordo, ma comunque ecco, per esempio questo è un altro quadro stupendo, vedete, del 15. Questo è un quadro meraviglioso di una bambina che trascinava il cane via da una spiaggia, no, col sole che tramonta. Questo lo trovo un quadro di una poesia, no, anche un po' di una metafisica, prima che circoli questo nome, che è straordinario. È un quadro, un attimo di verità, no, una scena proprio che dura pochissimo, è un istante di verità, oltre che di realtà, che è meraviglioso. Ecco, lui quindi comincia con molti spunti che gli rendono possibile poi quella maturità che adesso vedremo velocemente perché i minuti passano. Ecco, questa per esempio, questa tramatura, no? Questa condotta, questo ductus si dice, no? Con un linguaggio così, quando fa i pastelli, questa è una cosa che
che è solo sua, che è bellissima, cioè fare questa ariosity, quest'aria che passa in mezzo ai rami degli alberi, no? In mezzo ai colori. Come vedete lui non usa mai o quasi mai i colori fondamentali per creare uno shock visivo. No, è un artista che decanta appunto il tono, non farà mai l'urlo, no, lo decanta, lo fa decantare, la poesia della realtà, della natura, lui la lascia riposare, potremmo dire, no? E in quel momento è capace di tirar fuori con questa trama molto fitta di segni queste immagini straordinarie. Quindi questi si assomigliano. Poi c'è un momento qua, aspettate che guardo le date perché dunque c'è il momento degli anni 20 che è meraviglioso, qua bisogna leggere il commento che ha fatto Elisa Prete, con questi paesaggi molto mossi, no, con questo tratto quasi espressionista, no, ma comunque molto libero, che non è né Van Gogh né qualche altro, né Bonnard né gli altri grandi che lui nel frattempo ha potuto cominciare a vedere magari alle Biennali, perché vedete il suo, quando anche l'immagine è sgranata, no, però non è mai frammentata in modo violento, c'è sempre questo tocco gentile, diciamo, no, lento, non violento, c'è questa lentezza anche in questi vortici che diventano dei vortici calmi, no, sono delle soluzioni diciamo da un punto di vista dell'ossimolo, della contraddizione in termini, che sono stupendi. Questi quadri sono di alta importanza, sono molto importanti. Adesso non guardo, io non so di chi sono, adesso magari mi sbaglio anche se sono del museo qua, ma non mi interessa. In questo momento ma io non so niente. Quindi ecco, anche nei ritratti, vedete, la ragazza brutta, no? E questo è un capolavoro anche di coraggio, perché ci vuole del coraggio anche mettere un titolo così, perché noi siamo, attenzione, perché abituatevi anche voi quando esagerano, no, o esageriamo con la bellezza o la presunta bellezza, tirateci un fischio, non so, lanciateci un pomodoro, basta. La bellezza è finita a partire dal cristianesimo, ma stiamo scherzando, non sarà mica bello un Cristo appeso alla croce, no? Eppure gli diciamo bello, ma non usiamo i termini a sproposito, no, questo è un quadro corretto, espressivo, drammatico, no, e la bellezza consiste in queste caratteristiche, non semplicemente nel fatto, e nel coraggio di aver fatto un'opera così, e ne ha fatte anche altre, appunto non va in cerca della bellezza, quello sarebbe stato un seguire certe linee anche di Monaco che effettivamente non erano interessanti. Poi nel 23 qui entra il discorso con Gino Rossi, lo accenno solo dopo, anzi devo dirlo adesso perché vedo che appunto questo PowerPoint l'ho fatto Elisa, io gli ho aggiunto solo qualcosa. C'è il discorso delle nature morte e di Cézanne, no, quindi voi sapete che Gino Rossi cambia modo di dipingere dopo la prima guerra, quando che lui si accorge, tardivamente diciamo, ma comunque se ne accorge che Cézanne è un punto di svolta, e scrive quella lettera a Barbattini dove dice: si può dipingere come si vuole, ma non tornare a prima di Cézanne, no, non si può più tornare a prima di Cézanne. Dopo Cézanne sono venuti i cubisti, dopo i cubisti i futuristi, però i futuristi Gino Rossi non si interessa più di tanto, gli interessa Cézanne, no. E difatti qui c'è il dibattito nei due compagni di commisso, la questione, quel libro incredibile, unico nella letteratura italiana, non c'è un altro, non si sa come definirlo, non è un romanzo, non è un saggio, non è un racconto, no, non è niente di tutto questo, è una cosa stranissima e molto importante. Commisso ha superato se stesso, perché non sempre Commisso capiva di arte, no, bisogna dirlo, tanto non siamo registrati, vero? No, mi raccomando, no, perché l'ho chiesto anche ieri sera, quando ho parlato a Vicenza di Martini, ho chiesto: sono registrato? No. Ah, allora c'è stato un grande sorriso e applauso, sì. Comunque, il discorso di Gino Rossi, là c'è un contrasto, però è un contrasto che è stato importante anche per Springolo, no. Intanto Springolo è stato l'unico artista, va bene, che ha riconosciuto l'importanza di Gino Rossi, che lo ha aiutato nel momento più tragico della sua vita, che potremmo anche dirlo, lo ha anche nutrito quando mangiava niente o polenta, va bene, e basta, e quindi gli ha permesso di vivere e di combattere gli ultimi anni, quando ha condotto una battaglia interessante. Da qua Gino Rossi
per appoggiare tutto il gruppo trevigiano che è stato esposto da Barbantini più di una volta. E poi Springolo espone la Biennale prima di lui, no? E lui gli fa questa lettera veramente commovente, gli fa i complimenti eccetera, no? E senti sto qua che ha sperato tutta la vita di esporre la scuola e fa i complimenti a Nino Springolo, che è più giovane di lui dei 2 anni, ma non importa, sono diventati amici. E ha capito che è un pittore valido e lo scrive a Barbantini, no? E qua c'è quella trama, cioè quindi le nature morte come le facciamo dopo Cézanne, no? Le facciamo ancora. E anche, vedete, anche Springolo cerca di rispondere a questa sollecitazione di Gino Rossi e farle meno naturalistiche possibile, più concentrate nei rapporti tra colore e forma, e quindi vediamo che c'è un influsso positivo anche magari anche in altre opere da parte di questo dialogo con Gino Rossi, di cui non aggiungo niente altro. Poi tra l'altro Springolo ha avuto anche opere come questa di Gino Rossi, anche disegni, e poi soprattutto le lettere, il epistolario ha tenuto le lettere, per cui abbiamo anche quella ecco quello che, per esempio, questo quadro, no? Adesso non mi ricordo neanche più il titolo perché l'ho aggiunto io, non c'era neanche. Questo quadro, vedete, è un quadro quasi monocromo, no? Non ci sono sbalzi cromatici. Appunto è questo il lato, appunto è questo l'impressionismo, no, decantato. Anche si può perdere anche del colore, perché i contrasti cromatici, no, dei colori complementari degli impressionisti, teniamo questo termine in generale, ma insomma anche in televisione Maria Grazia Messina ha raccomandato in quelle lezioni che fanno per la didattica, no? Sì, però mi raccomando, guardate che ogni impressionista è diverso da quell'altro, cerchiamo di studiarli bene in profondità, perché non sono tutti impressionisti gli impressionisti. E quindi qua per esempio vediamo una risposta interessante, quella mi piaceva mostrarlo anche perché potrebbe essere stata una delle casette così, quella di Gino Rossi sul Montello, no? Ma vedete, è stupendo anche se senza colore, è monocromo, cioè abbassiamo i toni, no? Quindi tiriamo giù quello sfarfallio, perché tra l'altro lui vive tra le 2 guerre, no? Tutti, diciamo, il regime culturale è improntato a una grande battaglia contro l'impressionismo. Attenzione, perché lui invece che non tiene duro su questo versante, no? Di un'interpretazione diversa, è stato un piccolo eroe, perché gli altri continuano ad attaccare gli impressionisti, intanto sono stranieri, poi fanno ballare gli occhi, no? Quindi non dico fascisti, no? Questi artisti o questi critici d'arte tipo Maraini, tipo Ietti, no? Questi che guidavano, diciamo, la linea, no? Della politica culturale del fascismo, gente veramente da disprezzare, perché consideravano le grandi terracotte di Martini delle opere polemiche, come polemiche. E quindi quando è apparso il Tobiolo hanno detto finalmente Martini è tornato al classicismo. Ma cosa dite? Ma cosa dicevano? Non sapevano neanche cosa dicevano. Una battaglia contro l'impressionismo, ma la battaglia contro l'impressionismo si fa con un'arte nuova, non con un'arte vecchia, guardando indietro. E Martini l'ha fatto, nonostante e Springolo l'ha fatto. E questo è un esempio. Io un quadro così, no, lo vedrei proprio come esempio della resistenza di Springolo nei confronti della politica culturale dei fascisti. Guardate, noi della mia generazione, ormai è tardi, abbiamo sbagliato però a non precisare nelle mostre, nei saggi, nei libri, no, la questione di arte e fascismo, perché adesso con questo governo nessuno più ha voglia di farlo, no, è logico, è antipatico adesso a mettere lì a dire ma qua era, no, ma guardiamo l'arte, no, guardiamo cosa hanno fatto i pittori veri, hanno fatto così, ha dichiarato durante le mostre del Novecento, no? Lui è stato invitato, ha partecipato, e Bardi ha fatto un'intervista e gli ha chiesto anche lui ma cosa dice dello stile Novecento italiano, e lui ha risposto chiarissimo, ma è troppo accademico, assolutamente no. Quindi basta anche una frase, basta una frase per schierarsi, ma lui non aveva bisogno di schierarsi, però ha detto quello che era. Io non sono un accademico, non faccio la pittura del ritorno all'ordine, non faccio un ritorno al passato, faccio una pittura nuova sulla grande tradizione dell'impressionismo, va bene? Che è una cosa che non si può, sarebbe come dire che l'impressionismo è talmente importante, fondamentale, se studiato bene, che sarebbe come dire, ma il Rinascimento passiamolo via. Sì, è ridicolo, no? È ridicolo. E loro pensavano, tra le 2 guerre, di fare i conti così con la pittura straniera, no?
con i francesi eccetera, non si fa così, li ha fatti bene appunto uno come Springolo, da solo, solitario, senza ma con conforto per esempio di un artista come Gino Rossi. Va bene, insomma, in copertina del libro c'è questa meraviglia che è il ponte di legno di Malamocco, no? Una meraviglia di colori a toni bassi, tranne il tetto rosso, come in altri dipinti. Cosa fa Springolo? Fa questo colpo, una voce quasi un colpo di tenore con quei rossi sui tetti, e però tutto il resto è nelle tonalità fredde, come vedete, no? Quindi verde, blu, c'è qualcosa di viola, e guardate anche questo particolare, no? Cosa ci mostra, che avventura di colore con questa stesura vivace che è riuscito a fare, adesso non so neanche la data di questo quadro perché non me la ricordo, nel 24, benissimo. Questo è appunto una opera fondamentale che potrebbe figurare, speriamo che figuri, nei libri di storia dell'arte italiana, della pittura tra le due guerre, va bene? Perché questo è un quadro coraggioso, libero, senza principi preordinati, con l'uso, come fa quasi sempre, predilezione sua, dei colori freddi. Quindi appunto lui non è uno caldo che si mette a urlare, parla sottovoce, no, dipinge sottovoce. Appunto la sua è un'impressione decantata, con le due possibilità che abbiamo detto. Però guardate, ci sono anche altri quadri, però io mi fermerei qua perché intanto sta scadendo il tempo se vogliamo andare di sopra, e voglio passare anche la parola al signor Springolo che viene qua a salutarci un attimo. Vi ringrazio e comunque ci vedremo, spero, con Elisa Prete in un'altra occasione con calma, diciamo quando tutto sarà a posto, e ci saranno senz'altro le occasioni per parlare non solo di Springolo ma anche degli altri assieme, magari confronti degli altri artisti trevigiani che hanno detto una parola originale, no, e che hanno avuto la possibilità di dirla anche, sia pure diciamo con le dovute difficoltà dell'epoca, alle fondazioni Bevilacqua La Masa, alle biennali, alle quadriennali di Roma, e quindi un artista che si è imposto a livello nazionale con un suo prestigio, e siamo contenti che ci sia questo libro che dà comunque su una serie di libri importanti su di lui che erano stati fatti, e quindi la qualità è alta perché anche prima era stato fatto bene su di lui. Grazie.